L'epidemia morde il Vicentino. L'ospedale San Bortolo segna il record veneto, 105 pazienti in area non critica, 17 in terapia intensiva, totale 122 persone che per combattere la loro battaglia con il Covid hanno bisogno di essere ricoverate per ricevere un'assistenza sanitaria continua. Moltissimi ricoveri e di conseguenza moltissimi contagi e moltissimi tracciamenti. Le difficoltà maggiori si hanno nelle aree critiche, in cui sostanzialmente stiamo riempiendo tutti i posti letto delle terapie intensive e nel tracciamento c'è una grossa difficoltà a tenere testa a tutte quelle che sono le richieste. Il tracciamento dei contatti tramite i tamponi diventa sempre più difficile, un impegno per gli infermieri e i medici che si trovano ancora una volta in prima linea in questa guerra contro il Covid. La nuova ondata è segnata dalla variante Omicron, definita dagli specialisti il virus più contagioso della storia. Già il fatto di aver dovuto chiudere dei settori anche per il solo tracciamento la dice lunga sul fatto che tracciare in tutta la regione Veneto 14.000-15.000 positivi al giorno vuol dire aver fatto una mole di tamponi che difficilmente riusciremo a reggere ancora per molto tempo. Oggi il tasso di positività è oltre il 15%. Nelle ultime 24 ore l'Ulsottoberica ha registrato ben 1200 positivi. Dobbiamo pensare che per questi 1200 positivi poi ci sono da tracciare tutti i contatti stretti e da garantire le uscite dalle quarantene. Quindi il lavoro in questo momento è enorme, ad un ritmo incessante e anche le scelte organizzative stanno mostrando il passo perché è una lotta impari con il virus in questo momento.